30 novembre 2022 è passato un anno dalla tragedia, quando il campione di ciclismo Davide Rebellin venne travolto e ucciso da un tir nei pressi di una rotatoria a Montebello Vicentino, vicenda che scosse la comunità di Lonigo dove abita la famiglia del campione, comunità che ancora una volta intende rendergli omaggio. Noi qui a Lonigo le abbiamo dedicato una pista ciclabile con un nuovo ponte che attraversa il fiume Gua, in modo che il ricordo di Davide non venga mai cancellato dal tempo. Ed è stata una manifestazione molto sentita e partecipata da tutta la popolazione. E stiamo anche pensando di organizzare un evento ricorrente ogni anno con le nostre associazioni ciclistiche perché la città di Lonigo non dimentica i concittadini che hanno partecipato a scrivere la sua storia. Un anno di dolore acuito dalle complesse fasi del procedimento penale e da tutte le vicende legate all'estradizione del camionista attualmente detenuto in carcere a Vicenza. Fasi che hanno portato recentemente alla richiesta da parte dei legali di Wolfgang Rieck, accusato di aver travolto e ucciso con il suo tir Davide Rebellin per poi fuggire, di patteggiamento per 2 anni e 11 mesi di reclusione. La procura aveva disposto per il 24 novembre l'udienza per il giudizio immediato con l'accusa di reato di omicidio stradale con l'aggravante della fuga. Vista la proposta presentata dalla difesa, è stata fissata un'altra udienza per il 7 dicembre per la valutazione dell'ammissibilità dell'istanza e della congruità della pena proposta.